Vundes de lui, 11 luglio, festa di San Benedetto Abate, patrono d'Europa. Ora et labora, il famoso motto con cui San Benedetto ha istruito, ha indicato ai suoi monaci e a generazioni di monaci dei secoli successivi la strada per vivere la propria vita secondo il Vangelo, secondo appunto queste regole di San Benedetto, ed è stata una regola che ha condotto veramente a cambiare anche il volto dell'Europa. Potremmo dire, vabbè, che bello, viva l'Europa, eccetera. In questo momento la cosa che mi va di sottolineare di più è che appunto questa Europa, in cui c'è un conflitto che sappiamo è quasi da 5 mesi in atto tra Russia e Ucraina, con la Russia che ha invaso l'Ucraina, lo sappiamo benissimo, non devo raccontare qui quello che è successo, sappiamo, penso tutti, insomma, ma la cosa che mi lascia più perplesso, che devo dire anche mi dà fastidio, a volte mi fa anche rabbia, è questo mettere in contrasto l'Oriente e l'Occidente, la Russia e l'Europa, la Russia e l'Unione Europea, come se la Russia fosse di un altro continente o di un altro pianeta. Allora sappiamo benissimo che la Russia si estende sia sull'Europa che sull'Asia, anzi tutta la Siberia è una vastissima parte di questo Stato della Federazione Russa, ma l'impressione mia, ripeto, è che passi un'idea di una contrapposizione fra dei blocchi delle culture. I blocchi c'erano, ci sono stati, lo sappiamo benissimo, col muro di Berlino, con la guerra fredda, e poi il muro è caduto, però ci sono state altre vicende. Io mi chiedo, ma perché questa contrapposizione? Ora, la contrapposizione è chiaro che c'è tra uno Stato invasore e uno invaso, e questo è sotto gli occhi di tutti, ma quello che purtroppo non vedo sottolineato è che proprio questa è una ferita all'interno dell'Europa, un'Europa che, come diceva il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, è un continente che respira con due polmoni, quello occidentale e quello orientale. Infatti sono compatroni d'Europa anche i santi Cirillo e Metodio, oltre ad altri santi e sante. E da europeo Leone Tolstoi fa parte della cultura europea. Dostoevskij, cos'è, uno scrittore dell'Antartide forse? Tchaikovsky è un musicista di quale pianeta? Ho cercato qualche notizia su altri autori, letterati, Pushkin. Gogol visitò vari paesi europei e si appassionò a Dante. Ci ricordiamo che il Cremlino è stato costruito su progetto di architetti italiani, ma anche i grandi, lo zar Pietro il Grande e Caterina di Russia, lo zar è una parola che deriva da Cesar, Caesar, che poi è diventato zar, da latino, per cui il collegamento, il rapporto con la civiltà latina, con Roma. Ecco, questo è quello che secondo me si dimentica, e poi venendo, io adesso ho citato personaggi del 6, 7, 800, ma nel nostro secolo, ricordare per esempio personaggi come Sakharov, Solzhenitsyn, che hanno con la non violenza resistito contro un regime dittatoriale, e tutti questi sono europei, cioè io personalmente penso che facciano parte della cultura europea, e non lo so se quelli che appunto che governano in questo momento e anche quelli che trasmettono le notizie non si ricordano, non se ne accorgono. Quindi senza assolutamente
tacere su quelli che sono i fatti, perché ripeto, i fatti sono sotto gli occhi di tutti e quindi nessuno nega quello che sta succedendo, che è successo, quindi questa tragedia e anche queste responsabilità appunto di chi ha attaccato lì. Però vorrei veramente, mi piacerebbe che quando si parla di Europa si considerasse che la Russia è Europa, che appunto che purtroppo questo che sta succedendo è una ferita all'interno dell'Europa. E dico di più, si dice giustamente che l'Ucraina dovrebbe diventare membro dell'Unione Europea, ma anche la Russia secondo me dovrebbe diventare membro dell'Unione Europea, se è Europa. Utopia? Sì, può darsi, può darsi. Sono fantasie, idee strane? Non lo so. Certo è che forse è più facile giocare sulle contrapposizioni, sui contrasti, può trovare comodo probabilmente, e invece giocare su una costruzione di un futuro insieme. Ecco, per cui pur sicuramente condannando tutte le aggressioni, in particolare quella che sta avvenendo adesso, però ricordiamoci che siamo in un continente che ha una storia, una cultura, delle radici comuni, i due polmoni, Oriente e Occidente, e che appunto penso che il destino di questi popoli sia per forza in un possibile dialogo. Poi a livello politico chi ha responsabilità dovrà prendersi le sue certamente, ma almeno noi ricordiamoci di queste radici comuni. Così ho pensato di dire queste cose perché appunto in questo giorno di San Benedetto, che penso appunto di seguire il Signore nella sua via di ora et labora, illumini un po' anche le menti di quelli che devono decidere, insieme anche Cirillo e Metodio che faranno la loro parte. Ciao a tutti!